Nell'ultimo video ho fatto conoscere ai bambini il personaggio biblico di Re Salomone e ora in questo video eccoci ad ammirare un dipinto ad olio su tavola grande 89x63 cm proprietà del Museo degli Uffizi di Firenze del pittore Giuseppe de Ribera, detto anche José de Ribera o Rosagnoletto, intitolata Giudizio di Salomone, per raccontare ai bambini l'episodio biblico che ha reso famoso questo re, il fatto per il quale questo sovrano è diventato un'icona di giustizia. C'erano una volta in un regno molto lontano due donne che litigavano per un bambino, entrambe dicevano di esserne la madre. La disputa arrivò fino a Re Salomone. Per scoprire la verità, Salomone ebbe un'idea brillante. Ordinò a un soldato di tagliare il bambino a metà, in modo che ognuno potesse avere la sua parte. Una delle donne, sentendo questa terribile proposta, supplicò re di non farlo, offrendo il bambino all'altra donna. L'altra invece sembrava d'accordo con la decisione del re. Salomone allora capì che la vera madre era quella che aveva preferito salvare la vita del bambino a costo di rinunciarvi. Così il bambino fu restituito alla vera madre e tutti ammirarono la saggezza del re.